Beh, anche quest'anno purtroppo abbiamo anticipato, non posso dire purtroppo perché l'annata si sta presentando molto molto bene, ormai siamo a fine raccolta delle varietà bacca bianca, per fortuna un paio di giorni fa sono arrivati anche 35 mm di acqua e quindi ci sono le condizioni ideali anche per una grande raccolta di vini rossi e questo fa ben sperare in un momento di mercato particolarmente difficile. La precondizione qualitativa diventa una condizione indispensabile, quindi siamo sostanzialmente ottimisti su quello che può essere il proseguo, il futuro dell'annata e anche dal punto di vista commerciale. Annate come quelle di quest'anno sono apparentemente difficili, ma ormai devo dire che in tutto il Friuli Venezia Giulia la tecnologia ci sta dando una grossa mano, tutti sono dotati di impianti di refrigerazione, quindi anche l'anticipo, diciamo, per quanto riguarda i tempi di raccolta, quindi della maturazione, non sono un problema, molto spesso anzi possono essere un'opportunità anche perché si evita il periodo autunnale di brutto tempo e questo va, come dicevo, a vantaggio della qualità. Quest'anno, ripeto, abbiamo una conferma di una grandissima annata per i bianchi, lo spero e presumo anche per quanto riguarda le varietà rosse, che dal punto di vista della gestione in cantina creano decisamente meno problemi, sono certamente più facili da gestire anche in annate calde, quasi tropicali come quest'anno. Il Pino Bianco è una varietà innanzitutto poco presente, poco coltivata nei colli orientali del Friuli, è una varietà internazionale che ben si adatta al nostro territorio, diciamo che commercialmente ha qualche difficoltà, vive un po' una condizione di sudditanza rispetto al Pinot Grigio, però è una varietà che dà grossissime soddisfazioni dal punto di vista qualitativo. Devo anche riconoscere che ultimamente dal punto di vista commerciale viene giustamente valorizzata, giustamente riconosciuto il suo pregio e la sua qualità. È una varietà precoce, come tale diciamo, ci aiuta sotto l'aspetto gestionale sia in cantina ma anche sotto l'aspetto qualitativo. Quest'anno si presenta un'ottima annata dal punto di vista sia della gradazione zuccherina, di conseguenza quella alcolica, ma importante sotto l'aspetto dell'equilibrio fra acidità e zuccheri, che non è una condizione scontata come normalmente accade nelle annate calde. C'è un pH, uso dei termini tecnici, un pH sufficientemente alto con un'acidità giustamente equilibrata che crea le precondizioni o le condizioni a questo punto per un'ottima annata dal punto di vista qualitativo. Quindi siamo veramente ottimisti anche di più. Con la graduazione alcolica devo dire che se in passato era considerato un grande pregio il fatto di avere vini altamente zuccherini, quindi altamente alcolici, oggi purtroppo, devo dire purtroppo perché insomma una precondizione di un grado alcolico diventa indispensabile ai fini qualitativi, diventa un limite anche perché il consumatore è molto attento a consumare vini possibilmente meno alcolici. Cosa possiamo fare? Possiamo fare relativamente poco, se non cercare di anticipare quella che è il momento della raccolta, però in annate particolarmente calde, particolarmente interessanti dal punto di vista qualitativo, rischia di essere un problema che comunque comunicandolo nel modo giusto e proponendosi al mercato di conseguenza si riesce anche a far passare, a far capire quello che fino a qualche anno fa era un pregio, oggi purtroppo sta diventando magari, se non un limite, comunque qualcosa che potrebbe penalizzare i fini commerciali. Devo dire che un vino importante deve necessariamente avere un grado alcolico di un certo equilibrio e quindi questa condizione diventa indispensabile per fare i grandi vini. Il momento economico non è facile, di conseguenza anche quello commerciale per un bene considerato superfluo diventa estremamente impegnativo, estremamente delicato. C'è da dire che per i prodotti di nicchia, quando c'è una precondizione qualitativa, lo spazio sul mercato si trova. Dobbiamo muoverci in particolare all'estero, dove fortunatamente anche le condizioni economiche in qualche caso sono diverse dalle nostre, c'è comunque una condizione di difficoltà che è quella della massa critica. Noi del Friuli Venezia Giulia non siamo così riconosciuti a livello internazionale se non quando ci proponiamo, quando riusciamo a dare modo al consumatore di assaggiare il prodotto. Ci sono e restano comunque in un mondo globale dei grossi spazi commerciali, dobbiamo riuscire in qualche modo a fare sistema, a riuscire a proporci in maniera organizzata possibilmente e credo che insomma spazi e opportunità ce ne siano.
e va un momentino rivista un po' quella che è la strategia commerciale, ma ritengo che insomma spazi sul mercato ce ne siano e ce ne siano anche dimensioni interessanti, importanti.